Inaugurato ieri l'anno sociale 2022-2023 della sezione Fidapa di Agrigento, la Presidente, dottoressa Carmelina Guarneri, prima di iniziare l'assemblea, unitamente alle socie, ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne iraniane che con coraggio e con sprezzo della loro vita hanno combattuto per rivendicare il riconoscimento dei loro diritti. La Presidente ha poi rivolto un pensiero alla fondatrice della Fidapa sezione di Agrigento, avvocatessa Marica Nicosia Caruselli, che nell'80 con un gruppo di amiche costituì l'associazione. Quindi la Presidente ha dato un particolare saluto alle nuove socie, l'avvocatessa Giusica Tusciamato e la notaia Claudia Cucciordo, sottolineando come la sezione nell'anno 21-22 ha incrementato con l'ingresso di nuove socie, eccellenti professionisti, imprenditrici, che si sono consolidate con lo spirito associativo di amicizia e di comunione, valori su cui si fonda la Fidapa. La donna è sempre più consapevole delle sue potenzialità e avverte fortemente il bisogno di affermarle. Ed è proprio questo l'impegno che ha assunto la nostra associazione. Siamo qui perché crediamo in questi ideali e vogliamo dare il nostro contributo e la nostra voce a chi, per ragioni diverse, ancora non ha il coraggio e la forza di affermarsi, e vogliamo sostenere la crescita sociale e personale di ogni donna, tutelare la sua dignità, renderla consapevole delle proprie potenzialità. Io sono entrata in Fidapa perché ho creduto e credo in tutto questo. Sono entrata nel lontano 1986, sono una delle forze delle più anziane, per cazzo mi batte comunque, e quindi condivido con voi questi principi. La nostra sezione è costituita da un valido gruppo di donne che va avanti coeso, basato sul principio del fare squadra. Insieme siamo più forti sia all'interno delle istituzioni che nella società. Insieme diamo più visibilità e sostegno ad iniziative di donne impegnate nella lotta per le pari opportunità. Insieme contribuiamo con più efficacia all'istituzione di servizi sostenibili e alla promozione di leggi sulla parità di genere. Insieme siamo capaci di valorizzare e proteggere le risorse ambientali e naturali. Insieme ci opponiamo con maggiore forza contro tutte le forme di violenza fisica o psicologica. Insieme sosterremo tutti i progetti che la nostra associazione ha in programma sia a livello nazionale che a livello internazionale. Unite verso un fine comune, sostenere un'istruzione e formazione di qualità e promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. Prima di illustrare le linee programmatiche per il nuovo anno sociale, vorrei ricordare la fondatrice della nostra sezione Fidapa di Agrigento è Marica Nicosia Caruselli, che nel lontano 1980 con un gruppo di amiche ha costituito l'associazione che con tenacia ed impegno ha saputo tenere unita e far progredire nel corso degli anni. Addirittura ci sono stati alcuni anni in cui le socie erano più di 100. Sì, esatto, erano più di 106 per l'esattezza. Marica Nicosia Caruselli, prima donna avvocato penale del Foro Agrigentino, da indiscussa leadership ha saputo aggregare donne agrigentine rappresentative delle professioni e della cultura del territorio, valorizzandone di volta in volta specificità, competenze e inclinazioni. In suo ricordo è stato istituito dalla nostra sezione, con cadenza biennale, un premio da assegnare ad una giovane avvocatessa che non superi i 35 anni di età, con una tesi di laurea possibilmente in diritto penale. La Fidapa partecipa in modo attivo e consapevole nella società in cui viviamo, contribuendo a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'essere donna nel terzo millennio, dando voce e promuovendo le donne che svolgono le loro attività nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Attraverso convegni, conferenze, tavole rotonde, incontri culturali, mostre, si affrontano temi etici e sociali e di grande attualità, evidenziando il punto di vista femminile e con l'intento di suscitare la presa di coscienza dell'opinione pubblica. Nel corso dell'anno sociale appena trascorso abbiamo trattato tematiche culturali e sociali importanti, con il coinvolgimento anche di istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio,
Adesso ci attende un altro anno di intensa attività. Continueremo il nostro rapporto di collaborazione con le istituzioni, con le altre associazioni e con i club service.